Forse una lite degenerata, quella che si è consumata dopo la mezzanotte a Rampazzo, frazione di Camisano Vicentino, dove era in corso la tradizionale sagra paesana di San Gaetano, in cui un ragazzo di 17 anni è stato ferito a 2 riprese con un coltellino e portato in ospedale. Tutto da ricostruire l'episodio e i motivi che hanno portato al gesto, su cui indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato attinto da 2 fendenti, uno all'altezza dell'addome e l'altro all'ascella. L'autore, non ancora identificato, sarebbe un altro ragazzo, ma stando alle prime informazioni non sarebbe noto alla vittima. Il giovane è stato subito soccorso e medicato dai volontari della Croce Rossa già presenti sul posto per la sagra, per poi essere trasportato al San Bortolo in codice di media gravità, con ferite che però non destano particolare preoccupazione, dove è rimasto in osservazione. Un parapiglia avvenuto a poca distanza dallo stand gastronomico, zona dove tra l'altro ci sono le telecamere di videosorveglianza, che ha richiamato i presenti, tra cui uno degli assessori comunali impegnata nel volontariato per la festa. Sì, faccio parte un po' del gruppo di volontariato che si occupa anche della sagra paesana. Era sicuramente passato la mezzanotte e siamo usciti perché c'era un po' di schiamazzo. Siamo usciti dallo stand insieme ad altre persone e abbiamo visto appunto che c'era già l'ambulanza dei volontari della Croce Rossa, perché nella manifestazione è previsto questo servizio, che stavano medicando un ragazzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che indagano per far luce sulla vicenda. Intanto, nella frazione dove si conclude la sagra tradizionale, l'episodio ha destato preoccupazione. La sagra di San Gaetano di Rampazzo, ormai rinomata da tanti anni e nel corso degli anni è anche cresciuta, però consideriamo che Rampazzo è un paesetto di circa 1000 abitanti, sì, che è anche molto piccolino, dove la sagra è veramente un momento aggregativo dove ci sono tanti volontari che lavorano, un momento di festa. Ci dispiace perché poi un po', no, il senso della sagra è il coinvolgimento di più persone di varie età, è comunque un momento di festa che va un po' perde il suo valore di socialità, di aggregazione, proprio perché succedono questi fatti.